Buonasera a tutti! Era ora. Scusate il ritardo, Microfono. Allora, Microfono. grazie a tutti per essere venuti. Ah, è vero, ora. Grazie a tutti. Ora testurao. Ma che non è sturao, no? Mi sentite adesso? Adesso sì, ok. Niente, grazie a tutti per essere venuti a vedere la consueta, il consueto appuntamento che abbiamo tutti gli anni con i bambini. Naturalmente non mi dovete aspettare tanto perché i bambini, lo sapete, sono imprevedibili. Nelle prove sembra che vanno bene, poi non si sa mai, speriamo che vadano meglio. Quindi, per chi non lo sapesse, io sono la Simbula Marras, autrice e regista della compagnia teatrale Suerginus di San Giovanni Suergiu. Questa compagnia non ha scopo di lucro, quindi lavoriamo tutto gratis e non si nota manco menzioni voi. E quindi per il premio che la scuola è finita, i nostri bambini fanno teatro. Suergiu che finisce la scuola, siamo vostri subito a lavorare. Dovete sapere che non vedono l'ora che finisce anche la serata di stasera. Sono molto tesi e emozionati, ogni tanto si scatenano, ma in fondo sono molto emozionati, non vedono l'ora che se ne liberano. Comunque questi bambini, lo ribadisco come tutti gli anni, sono bambini fortunatissimi. Volete fare silenzio? Boh, che non mi intendo te. Questi bambini sono fortunatissimi perché hanno dei genitori splendidi, attenti e collaboratori. Un applauso, sì, ai genitori di questi bambini. Anche i nonni, perché io vedo che vengono anche i nonni a prendere i bambini e le zie. È vero. E quindi ma si ci vuole tirare, tu non vai nulla. E niente, è un grosso sacrificio anche per i genitori, specialmente per chi lavora e anche per loro che si sono persi un mese di mare. Ringrazio l'amministrazione comunale, che ringrazio anche che stasera c'è la sindaca con noi. Grazie signora sindaca. E grazie all'amministrazione comunale che grazie a loro ci permette di portare l'arte del teatro in lingua sarda e non solo. Ormai lo sanno tutti che io non dormo la notte per fare danni di giorno, no, questo è rotto, insomma. Non so se tutti sanno che adesso a San Giovanni Suergiu esiste anche il coro polifonico, i Suerginus, ci chiamiamo tutti Suerginus. E oltre che ci siamo esibiti a Vienna, domenica scorsa eravamo a Narcao, domenica l'altra siamo a Gonos Fanadiga e siamo sempre in giro, muovo il coro polifonico. Non abbiamo ancora imparato a ci rendersi ad ogni luogo, almeno facciamo le prove anche lì. E niente, grazie mille per la disposizione dei locali che ci danno e grazie a tutti. E grazie anche a chi ci porta le sede, solo che ho chiesto più di 100, anche 150, però scusate perché in piedi ne abbiamo racimolato una trentina tra noi, tutti quelli che tra la Proloco e noi una trentina, ma ce ne servono ancora, c'è gente in piedi e mi dispiace. Comunque per chi è amante del teatro, noi il 30 siamo a Palmas con i grandi, con gli attori grandi, e il 14 siamo qui a San Giovanni, 14 settembre, sempre con i grandi. Allora, iniziamo subito, volete che già è Rigario, scusate che è già passata mezz'ora. Poi ci sono due scenette che le abbiamo fatte anche l'anno scorso, a gentile richiesta le vogliono rivedere. Che risulta questa Pony Due per la Sadandai che facciamo adesso e poi un'altra che non mi ricordo che è. Comunque adesso vi presentiamo subito la prima scenetta, Pony Dueppi e la Sadandai con Melissa Cambarau, Francesca Pugedo, Federica Mei, Elettra Locci, Giada Cambarau e Sofia Cambarau. Buon ascolto a tutti, grazie.
scusate, Lorenzo Murgia. Male che ce ne sono pochi uomini, già lo so che sono in via di estinzione gli uomini, ma anche i bambini sono in via di estinzione. Scusa Lorenzo. Dai. I microfoni. Certo, Uvuru, mi donanta una manigetta di aggiuru, priogo che muro portiti. E proglianta scetti a sola dei sazzai, poco su sola no da sbaglianta, no? Sapuntualinari su forti de gusto su, grussu sienta che una tambulana. Oh Maria, ci sei? Non c'è un disastro carappessi, in buca! Saluri, e te sei rinnegare di mangiare vuoi? Oi, Iadda, se una casa e una ci non frega e cua! E te sei sola? Sola, seu! Lì c'è si pensa a svenire un vaghetto e sembra correre in domo se gli si ammazza. Non fai di mera, dirai, E l'usco un ogu e a Satro non ci bi nuda. Pensa che a Satra di appena su cucina da morire su fuoco. Poi c'è vostro saladia e c'è vostro su portafoglio. Poi tu fai arrosto. Anche tu valere una pitevani. E Satra di via Boccelli subito. Che secondo gusto sia un coniglio. Tatanno, Gesù Maria, ti arrori. Stai attenta che qualcuno di non ti faccia la fettina. Sta giustizia tu cerquettili, cara grisai. Gentile sempre sa chi hai a portare in mano. Ehi, bello Sarito, e non quella assuma cosa nuova si deve fare di plastica? Ci fu diabete. Si siete una cosa e voglio che ci stai so cosa che brutte cose importanti, sì? Ma tu pregunto a mio, da gusto studiani dei dottori. Una bimba con tauca, un studia gusto, la gesti una stanza manna, prena de august, prumoni, arri, mani, gesti d'ogni cosa. Certo, questo sul magazzino del spezzo del Candiso. E De August non ti andare cerimoniale? De august non da fuedau, cadu fuori alla fine di pregunto. Poi tamoi non c'è sti? No, questo è parlato a studenti. Il nuovo mi ricettino, papà, i trovi e mi porta in valigia frenata di roba brutta. Ehi, assuma cosa non ti arrosti che non te ne si deve fare. E state, allora, tu di morire da una parte a Satra. Mi braccio una muda, che non si andiva su, ma va, il mondo c'è. Da tutti i predetti e mi devo andare in guru. Tenere a conto se mia e con saluri. Fai a proprio di guru. Uffa, te sei veramente stregio e pelu gli doiesti. C'è vero so che non sai di cose fare. Ma te un direngu però, Che cosa che si approglia la custora? Oggi non sto benissimo. Questa cosa trovi male e tutto, Appu. Voi rotto stanotte a Fruscinoso e a Mengianno mi dice tranquillare, sono stanca di prima. E ti dollari? Oh, ma allora la testa, chiama subito il dottore. Se questa da curri anche su dottori e poi c'è Vrariru. Mamma, ma quelli come i meccanici, se non mancano pezzi non fa niente. Questo c'è vero, ma che hai tipo di casa gonca? Oh, sta conchita mia. Vuoi che vada a cerriare la zitta? La gaizia è vera brava e ti vai risammicina del suo cugliao. Vuoi che vada? Sì. Oh, sta conchita mia. Oh, sta conca mia. Oh, sta conchita mia. Lauretta, lei è figlia mia. Grazie, Ciacicita che venia subito. Non ti sopporto Bruce questo dolori. Guagu. Tocca ai bissenci che moda faccio sa megina. De uno, uso de duso, tresi de tresi.
Mi date tanto in grazia? Mi depisinare su una vini de battesimo. A 100 anni. Basta la irci. La casta, fiasta mera pigara. Se non ti fai il profeta una porta, già ci Va, in mondi c'è su Maria. Venne cadeva a fa cavallo. Mamma, sa con chi non mi cresce di bruso? Grazie, ciao Ciccitta. Sa Ciccitta, ma postesti una santa, Deus si subaghi. Dittora su, grazie a Deus. Lauretta, guardate questo centino che ha proprio un po' a Ciccitta. Lei resti in più su questa credenza. Lei c'è Ciccitta, questo è proprio stai, papiri. Non tu fai nuda, ma poi da si sei strobausu. Che strobausu? Va? Dove momentiano, tenesi a conto. E tu, Lauretta, riguarda lì. A si vi un salve. Arrivederci, ciao Ciccitta. Bannisi in parola. Tocca, infrecciare il lugar più benedico maruffiano. Mamma, ruffina, dannata. Tocchi, ripastello. Buoni dov'è? Saluri, come Maria, già sei sia belicenta, no? Ma stai scherzando? Ah, posso ora? E votatelo su mai? Già campaus, mancai se sa samora de becciusu, sei sempre a pappa coi. Oi. Tutti erano sti piedi de caffè, dopo appena preparau. Duscirica l'ultimo chi non mi faccia male. Tengo una roghi de matamine do chi voli cambiao. Almeno figlio mio, cambia a pezzo su. E stata così, non ti tengo altra cosa. Tocchi dico mai Maria, già chiesti già hai fatto. Poi si catu ma il dottor Palio mi do cambiare su pezzo. E l'ura ormai? Cara, non ci dà, basta che mo non certi dico su picciò. Toccherà sedere su dottori! No mai, si tu c'eri su dottori! Bollera, non bollera, si lo c'eri da su proprio! Ebbene gli almeno con assistenti, proprio giusto! Giusto, sei incappato. Deus ti da portare, figlio mio! Ma i tadennili? Figlio mio, su dottori sei lui! Se ti intendi la pali dopo su caffè, andavo a tenere un arrogo di maciamine e tu chi poi li cambiavo! Dai Camelia, passami il martello. Osato stesieni. Nuda, niente, ingoni se tutto a posto. Dottor Fallio, e perdendi solo tempo, su cambierimi su vezzu che custo su mau. Camelia, mi passi lo stetoscopio?
Ecco lo stetoscopio. Adesso auscultiamo il cuore e tutti gli annessi e connessi. Poi da su fuori mo fuedara. Avarrigia. Camelia, mi passi il cucchiaio? Ecco il cucchiaio. Faccela a... Su. Ancora, ma tutto a causa. A poco prendi, non c'è soluzione. Poi, dottor Faliuita, ma esti sei gravida? No, sì, no. Ma su può mimi tu teneri in officina? Sì, esti in officina. Manco mali. No, dottor Fallivo è riaccabau. Da concillo di andare a domusuete si croccare una ricetta. E questa cura faccia rita ad ogni addip dopo che finire dei brandi. E possibilmente con pago picciolletto. Ma i tapicioletto e su Quando finire di fare sta cura. Su vezzu può foste dallo causa una parti. Deusu si tu paghi. Tu. Ma prima pagheranno su. In 100 su te pensi pagare a Mimmi puro. Sì, Toccai. A Mimmi li tua, a Mimmi li totta. I moppari dove piena se d'andare. Grazie a questi bambini, grazie mille, bravi.